Allora, torniamo col discorso degli aumenti che sono terribili tanto per i consumatori quanto anche per le attività produttive. Esercenti ma anche imprenditori, insomma in generale anche nel settore turistico hanno avuto bisogno anche a volte per fare per migliorare la propria attività di finanziamenti. Ci hanno scritto dicendo parlate di questo perché è molto difficile anche dando non so, in ipoteca, fideiussione alla propria casa, alla propria proprietà anche del negozio, dell'albergo, ricevere comunque un finanziamento. Allora la domanda è questa: come mai si verifica questo? E poi Confcommercio a Ascom Padova si avvale di confidi, di qualche cosa, quindi possono in qualche modo destreggiarsi, rivolgersi, usare delle strategie? Noi con le nostre confidi siamo impegnati e mai come in questo momento perché le banche vogliono garanzie. E noi diamo le garanzie alle banche perché loro finanziano queste imprese e quindi stiamo veramente lavorando tantissimo per chi anche ha bisogno di rinnovare la propria impresa, ma chi ha anche bisogno di liquidità per, diciamo, passare un momento di difficoltà e avere la liquidità sufficiente per appunto andare avanti. Quindi noi con le nostre confidi stiamo facendo questo, però io dico che diventa sempre più difficile per un'impresa perché le banche ti chiedono delle garanzie che oggi non sono garanzie dovute, diciamo, perché l'impresa ha sbagliato qualcosa, sono dovute a una serie di situazioni che si sono create dalla pandemia in poi, alla guerra, a tutto quello che è successo. Quindi ci sono imprese che purtroppo non hanno un rating che è soddisfacente, e quindi queste sono penalizzate perché non riescono ad avere un prestito. Poi c'è anche un altro aspetto che mi è stato manifestato appunto da imprese che quando hanno acquistato l'impresa, parliamo anche anni addietro, hanno aperto chiaramente un mutuo, un fido con l'impresa, oggi si trovano che da un tasso fisso che pagavano, che era con Euribor era 0,0, adesso si è arrivato ad avere delle rate mensili importanti, 5, 6, 7 mila euro al mese. Cioè io dico, poco. Signori, sì, chi è in grado di pagare una rata che viene da nulla, che era un costo non calcolato e non calcolabile quando tu hai fatto l'investimento e ti trovi con al mese 6-7 mila euro in più di rata da pagare? In qualche modo, in qualche forma tu devi avere i soldi per pagare perché sennò devi chiudere l'impresa o devi dichiarare fallimento, ma questa è una parte di tutto quello che è, insomma, oggi fare impresa, credetemi, è diventato veramente faticoso. Ecco, prima accennava il discorso dell'energia, degli aumenti degli energetici e diceva che i provvedimenti del governo non sono sufficienti, abbiamo letto anche sui quotidiani delle sue esternazioni, perché bisognerebbe agire sugli oneri di sistema, su cosa bisognerebbe fare per venire incontro, so che sono stati prorogati per i cittadini, adesso non so se anche per le aziende determinate agevolazioni, però non per tutti. Sì, 800 milioni, ma sono insomma una piccola cifra, è una goccia sul mare, quindi non è questo che risolve, però tutto aiuta, per carità. Però noi chiediamo che prima di tutto il cuneo fiscale sia fatto in maniera importante per lasciare più soldi in tasca alle famiglie, perché non possiamo permetterci che calino i consumi, ma non possiamo permetterci di mettere una famiglia che non riesca ad arrivare a fine mese. No, perché quindi, se iniziano a calare i consumi, ecco, cosa che però, si teme per settembre-ottobre. Chiaramente la leva è sulla tassazione della busta paga, è quella la leva che oggi dobbiamo fare. Ho capito che il governo dice io devo garantire le pensioni, io devo garantire tutto, va bene, noi dobbiamo garantire le imprese e le famiglie e quindi è una situazione estremamente seria. Oggi ci sono tanti soldi che arrivano nel nostro paese col PNRR, anche questi devono essere impiegati in modo che siano investimenti che producono ricchezza.
Cioè, per esempio, per il territorio di Padova, di sua competenza, che tipo di beneficio ce n'è dal PNRR? Insomma, a quanto ho capito arrivano sui 2,5 miliardi a Padova, tra l'ospedale e tutto quello che c'è da fare. C'è una movimentazione importantissima e quindi questa dovrebbe generare ricchezza, e creare ricchezza vuol dire qualità della vita, e quindi noi siamo attenti adesso a come verranno investiti questi soldi, perché vogliamo e pretendiamo che vadano verso la direzione giusta per far crescere questo territorio, per dare dignità a questo territorio e soprattutto per fare le cose che questo territorio aspetta da anni. Certo, un'altra cosa, accennavo prima, riguarda sempre l'attività del commercio. Dal 1° luglio è cambiato qualche cosa, no? Lei accennava prima di fare i saldi in modo serio, essere seri, per far sì che le persone, e credibili, le persone si fidino e quindi approccino anche a qualsiasi forma di acquisto, che poi è sempre un investimento adesso un po', in modo consapevole. Che cosa è cambiato? Che cosa cambia dal 1° luglio? Allora, guardi, io proprio la notizia fresca di oggi, okay, che la Guardia di Finanza, la Polizia, i Carabinieri hanno agito nelle piazze di Padova e hanno multato parecchi ambulanti. Perché? Perché avevano lavoratori in nero, perché non facevano i scontrini e tutte queste cose. Io ho fatto un plauso alle forze dell'ordine, perché queste situazioni ci fanno concorrenza sleale alle nostre attività, quelli che lavorano con serietà, con passione, e non possono assolutamente essere competitivi e concorrenziali con questi signori, okay, che magari, e dopo parliamo di salario minimo, lì non esiste salario, lì non esiste il salario. È bene che allora le forze dell'ordine facciano questo tipo di intervento, perché questi sono i nostri cancri che abbiamo nella nostra società. Io dico sempre che anche il centro ingrosso Cina è un hub di legalità. Ogni volta che ci vanno trovano qualcosa che trovano sempre, vediamo i sequestri che fanno quotidianamente, la Guardia di Finanza, insomma, che sono però sempre, continuano ad sempre esserci. attenti, però sono aperti, esistono e continuano. Questa è, insomma, la cosa che mi fa specie. E allora io dico, ecco, che è bene che oggi con responsabilità mettiamo un po' a posto le cose anche nel nostro paese. Altri paesi, se succedesse una cosa come è successa qui ieri a Padova, insorgerebbero, perché non va bene. Siamo nel 2023. Ma di che portata è stata? Beh, insomma, mi sembra che ne hanno trovati parecchi e hanno elevato multe importanti, quindi voglio dire, se c'è una situazione così... Poi fa parte di retate precedenti anche per i pubblici esercizi, no? Esatto, ma chi non rispetta le regole deve essere punito seriamente, perché, ripeto, questi ci fanno concorrenza sleale, noi non riusciamo a sostenere i nostri costi se dobbiamo abbassare i prezzi verso questi signori che, insomma, non pagando la manodopera, non pagando le tasse, non pagando niente, okay, alla fine possono vendere a un prezzo molto più vantaggioso, insomma, ecco. Certo, c'è il nuovo codice del consumo che modifica le norme sulle sconti e le promozioni. Che cosa c'è da sapere a questo punto? Sì, adesso su questo punto qui non sono preparato, perché dice che non l'ho ancora... Sì. Non leggo due righe che avete messo, sì, è una cosa freschissima, infatti è tutto in fili. Liquidazioni e saldi, praticamente modifica le promozioni di liquidazioni e saldi e introduce per la prima volta una regolamentazione anche alle vendite online. Questa è stata una richiesta da parte vostra, in modo che venga indicato il prezzo iniziale, lo sconto e poi quello che viene praticato. Appunto la quindi quando lei dice chiarezza, sostanzialmente questo. La vendita online è sempre molto più, insomma, ecco, e quindi uno può giocare in vari ambiti su una vendita online. No, adesso noi l'abbiamo chiesta che ci sia chiarezza anche sulla vendita online. Uno deve sapere a quanto valeva il prodotto prima e a quanto lo pago adesso, come è e come succede in tutte le attività e tutti i negozi. Ma possono queste norme entrare anche nell'online?
Bisogna che entrino anche nell'online, se no anche lì è concorrenza sleale, perché adesso vediamo, fanno anche il Black Friday, lo fanno anche ogni momento dell'anno fanno il Black Friday, cioè non è così che funziona il mercato, non è così che va bene. Ma questa norma, cioè il fatto dello sconto, la percentuale, il prezzo iniziale, deve essere anche per i negozi fisici, giusto? Sì, ma perché vediamo che ci sono rinnovo locali, basta cambiare una lampadina e uno sono tutte normative che devono essere veramente prese in mano seriamente e regolamentate, perché se no la vendita promozionale, il rinnovo locali, i saldi, vendite online, cioè veramente una persona non riesce a avere veramente, quando tu mi stai facendo uno sconto e quando tu invece fai una vendita perché hai i resti di magazzino. Però per capire, per non addetti ai lavori, quando capita i saldi middle season, no? Io li ho visti un weekend a Milano un mese fa, metà stagione, quindi hanno cominciato il periodo delle vendite normali, saldi middle season, weekend, e quindi sconti importanti, comunque 30, 20, anche 40%. Poi riprendono i prezzi normali e adesso siamo ai saldi, quindi è praticamente un mese. Non possono chiamarli saldi però. Come li hanno, non so cos'è middle season. Non sono i saldi, perché i saldi partono dal 6. Quindi quello che dicevo prima, basta. Però non sono giustificate da lavori qualcosa, ma tutti li fanno in quei si giorni. inventano altre formule, altri metodi, altri modi. Quindi se andiamo verso un libero mercato, allora liberi tutto e ognuno fa la propria vendita. E questo secondo me è sbagliato, però insomma ognuno fa la propria vendita, o se no mettiamo delle regole chiare e fisse. Non è che se tu rinnovi locale, voglio vedere che tu fai i lavori importanti e consistenti sul tuo locale. Se tu cambi la lampadina o cambi le luci, non è un rinnovo locale. E quindi faccio riferimento perché è questo che insomma spiega meglio qual è la situazione. Quindi diciamo che c'è bisogno di far chiarezza anche su queste cose. Com'è andata la situazione nel territorio dal punto di vista di vendite, di beni e servizi, turismo, eccetera, obiettivamente? Perché ci sono voci contrastanti, c'è chi ha detto che c'era stata una buona ripresa, dopo c'è stato un crollo, poi immobilità totale, c'è chi dice in centro non passa più nessuno dopo uno spazio importante di turismo, non si ha il punto della situazione. Voi che cosa risulta? Allora, io dico che effettivamente siamo condizionati fortunatamente da quelli che sono i flussi turistici. E il flusso turistico ha portato questo tipo di sbalzo, perché chiaramente abbiamo visto weekend di vendite importanti e weekend invece che magari c'era poca gente. Ma io dico che sostanzialmente dal punto di vista turistico è andata bene, perché anche vediamo nelle zone termali, ma non solo, anche nelle zone, io essendo presidente veneto anche sento altri colleghi, che veramente c'è stata un'impennata di turismo importante. Il nostro paese piace, il nostro paese, nonostante tutto quel che si dica, è un paese attrattivo e la gente viene sempre con piacere perché si mangia bene, si sta bene ed è meraviglioso. Quindi abbiamo avuto e stiamo ancora avendo un flusso turistico importantissimo. Dobbiamo imparare a far tesoro di questi flussi e soprattutto perché diventino quasi evangelisti quando tornano a casa per rimandare ancora turisti in Italia e a Padova. Quindi che si siano trovati bene, che sia piaciuto quello che per questo dico l'esperienza sia stata un'esperienza dobbiamo vincente. Maturare anche noi in questo senso, essere responsabili che abbiamo una fortuna e una fortuna non può essere sperperata ma deve essere valorizzata. Assolutamente. Torniamo su questo perché poi accenneremo anche alla situazione proprio nell'area padovana dei mezzi di trasporto, perché sapete legata anche ai flussi naturalmente, e dopo la pubblicità, quindi tra poco.